Sesta giornata del campionato Under 17 regionale girone C allo stadio Luigi Averna di Riposto. I padroni di casa della Ionia Calcio affrontano la Ionica Football Club per restare in scia della capolista Camaro, padroni di casa che vengono dalla vittoria rimediata sul campo di Gescal nello scorso turno per 2-1. Ionica che invece ha fatto un sol boccone dei parità dei giovani leoni, vincendo la sfida per 5-1, una partita fra due squadre in questo momento in ottima forma. Fanno il loro ingresso in campo le due formazioni e allora sembra quasi essere tutto pronto per l'inizio di questa sfida. Primo possesso gestito dalla formazione della Ionica, prima occasione pericolosa per i padroni di casa della Ionia Calcio che ci provano. Al quarto minuto di gioco con Grasso che prova a coordinarsi col destro, ma il pallone non c'entra lo specchio della porta. Un minuto più tardi è Simone De Clo a provare a rispondere per la Ionica. Occhio perché ancora i padroni di casa sono in avanti con il tentativo di Laguzza che lascia partire un gran sinistro e al settimo minuto sblocca il risultato 1-0 in favore della Ionia Calcio Riposto allo stadio Luigi Averna, la rete del numero 11 che possiamo riapprezzare grazie al nostro rallenti di gran fattura. Il tentativo del numero 11 che dunque manda in vantaggio la propria formazione è 1-0, ma non ci sta la Ionica che prova a rispondere dall'altro lato affidandosi ancora una volta al sinistro di Simone De Clo. Tentativo potente su calcio di punizione ma centrale al 24esimo minuto. Ancora un'occasione per la Ionia Calcio dagli sviluppi di un calcio d'angolo e Grasso che prova a calciare ma il suo tentativo finisce ampiamente alto. Sempre Simone De Clo dall'altro lato prova a fare tutto da solo, sta mettendo in grande difficoltà la retroguardia della Ionia Calcio Riposto che quando riparte però è micidiale. Qui al 26esimo minuto sfiora la rete del 2-0 con il tentativo di Puglisi che da due passi però manda alta la sfera. È stata questa l'ultima emozione della prima frazione di gioco, si va a riposo sul parziale di 1-0. Fin qui la sta decidendo la rete di Laguzza arrivata dopo appena 7 minuti di gioco. Si ritorna in campo per la seconda frazione che ricomincia così come si era conclusa la prima. Padroni di casa in avanti qui con Muratori che lotta con un avversario, riesce a tenere in campo un pallone destinato a fondo campo, serve dentro l'assist per Grasso che arriva con il destro ma non riesce a dare la giusta forza al pallone. Sempre Ionia Calcio Riposto pericolosa, Muratori, palla che resta lì per Laguzza che da due passi sciupa la clamorosa occasione per trovare la rete della doppietta personale. Primo cambio per i padroni di casa, esce Lombardo per far spazio a Figuera. Sempre Ionia Calcio alla ricerca del gol del 2-0 che probabilmente chiuderebbe anticipatamente la pratica. Ci vanno ancora una volta a un passo i padroni di casa, ancora cambi, esce Muratori, entra Millauro, 70esimo minuto, Caruso riconquista il pallone, viaggia sulla destra Caruso, entra in area di rigore Caruso, calcia col destro Caruso, che gol del numero 8 della Ionia Calcio Riposto, arriva finalmente, meritato aggiungerei, il gol del 2-0 ed è un gol spettacolare del numero 8 che da posizione impossibile lascia partire un bolide che va a spegnersi sotto il 7, gran rete quella del 2-0 della Ionia Calcio Riposto. Sarà proprio il numero 8 poco dopo a lasciare spazio a Zappalà quando la Ionica al 76esimo minuto riesce a rientrare in partita. Sfortunata l'autorete da parte della Ionia Calcio Riposto, pallone che rimbalza su un paio di difensori e finisce alle spalle di Basile. 76esimo dunque la Ionica si rifà sotto, ancora cambi per la Ionia Calcio Riposto, escono infatti Grasso e Millauro per far spazio a Nicosia e Freni. Non accadrà più nulla a Luigi Averna di Riposto, solo il triplice fischio del direttore di gara. Ancora una vittoria della Ionia Calcio che si riporta a un punto di distanza dalla capolista Camaro. Finisce 2-1 il big match di giornata con la Ionica e allora anche per questa volta da Andrea Stagni e da tutta la Wii Sport è tutto. Un cordiale saluto e alla prossima!